Il gruppo operativo Irrivision nasce innanzitutto dall'incontro fra il mondo della ricerca e il mondo di una piccola media azienda come la nostra che si occupa di tecnologia, entrambi questi mondi che guardano all'agricoltura. Il sistema che vogliamo testare permetterà infatti di poter utilizzare la risorsa idrica nelle quantità e nei momenti che riteniamo davvero necessari per le esigenze idriche delle piante, e questo è un aspetto molto importante perché si dà all'agricoltore uno strumento che sulla base di dati oggettivi permette di risparmiare sulla risorsa idrica, quindi di migliorare l'impatto poi ambientale che ha l'utilizzo di questa risorsa, e d'altra parte permette anche un risparmio economico all'azienda. Non solo, il fatto di poter dare alle piante i corretti dosaggi d'acqua permette di ottenere un prodotto che ha una qualità maggiore, perché questi dosaggi vengono studiati proprio in funzione delle necessità idriche delle piante. In questo progetto abbiamo quindi coinvolto diverse aziende agricole nel settore vitivinicolo e nella coltivazione del kiwi, che sono le due colture su cui abbiamo voluto specializzare la sperimentazione di questa tecnologia. È nostro partner il Consorzio di Bonifica Piave, che ha dimostrato interesse in questo progetto perché proprio risponde all'esigenza di ottimizzare la risorsa idrica, sulla quale le direttive europee degli ultimi anni hanno imposto dei vincoli sempre più restrittivi. Quindi è responsabilità del Consorzio, come ente di gestione delle acque del nostro territorio, trovare delle soluzioni che possono permettere agli agricoltori di meglio adattarsi a queste richieste. Il contributo del PSR che ci è stato dato dalla Regione Veneto è stato assolutamente importante per la realizzazione di questo progetto, in quanto ha permesso innanzitutto di aggregare partner diversi, di diversa natura e di diverse competenze, e ci ha permesso di testare o di impostare la sperimentazione di questa tecnologia su larga scala, e quindi solo così potremo avere alla fine dei risultati concreti su quanto questa tecnologia possa essere d'aiuto effettivamente nella gestione della risorsa idrica.